Bentornati a un nuovo appuntamento con Cronache Venete, una goccia nel mare dell'informazione. Parliamo di viabilità nel San Donatese. In via Bortolazzi sono stati da poco ultimati i lavori. La strada, prima a doppio senso, è ora riservata a veicoli che procedono in una sola direzione. Ma a lavori ultimati qualcuno non è d'accordo. Sentiamo. San Donà si fa bella, siamo in via Bortolazzi dove sono appena stati effettuati degli interventi per modificarne la viabilità. Ma non tutti sono d'accordo con questi cambiamenti a lavoro svolto, come ad esempio il presidente dell'Associazione Culturale Vivi la Bici, Gianni Murer. Perché voi non siete d'accordo con questo cambiamento? Perché si è badato più a un criterio estetico che non a un criterio di funzionalità. Cioè non sono stati realizzati una pista ciclabile e un marciapiede, ma come si può ben vedere, secondo me, due marciapiedi. Per cui questo equivoco fa sì che i pedoni magari transitino là dove dovrebbero transitare solo le bici e non occupino lo spazio che è loro dedicato. In questo modo il ciclista è costretto tante volte ad abbandonare la pista che il codice della strada gli impone invece di frequentare. Il ciclista va nella sede stradale e disturba il traffico degli automobilisti. Questa è una delle critiche che noi abbiamo fatto all'amministrazione scrivendo una lettera appunto puntuale in questo senso. Un altro problema è dato da queste rotonde, da queste aiuole gigantesche che hanno ristretto in maniera eccessiva la sede stradale, impedendo ai mezzi pubblici di transitare perché non ce la fanno più gli autobus a fare il giro da questa parte. Quindi è stata coinvolta anche la via parallela, la via Don Bosco, che è dovuta, l'hanno resa a senso unico. Hanno creato una pista ciclabile solo disegnata per terra, portando il traffico pesante in una zona frequentata dai bambini che vanno all'oratorio. Quindi questo, dal nostro punto di vista, questo intervento tecnicamente sbagliato ha coinvolto, creando problemi anche a aree vicine. Un'ultima critica, anche questa molto fondata, questa è la parte terminale della pista. Come si può vedere, la pista termina in una strettoia. Veramente siamo lì al di sotto del metro o quasi, dove se si incrociano due bici, come è capitato, si possono scontrare creando incidenti. Da dire in aggiunta a questo, no, che contemporaneamente a questo intervento è stato fatto un intervento in via Girardi, che è la strada del pronto soccorso, che porta all'ingresso del pronto soccorso. Lì la pista ciclabile è stata realizzata secondo le norme del codice della strada, cioè una pista in asfalto ben evidente, con i lampioni che non sono in sede stradale ma sono nella piccola aiuola che delimita la pista, e non si capisce come due interventi fatti quasi in contemporanea, a uno che sarebbe questo di via Bortolazzi per uno si sono seguiti solo criteri estetici, per l'altro si è guardato alla funzionalità. Quindi da un lato noi diciamo siamo contenti quando l'amministrazione fa delle piste, però forse potrebbe anche interpellarci prima in fase di progetti preliminari per sentire quelle che sono le esigenze del ciclista, perché poi noi rappresentiamo quelli che vanno in bicicletta e che usano queste piste. Infatti un altro degli elementi di maggiore pericolosità sono quei lampioni piazzati praticamente sulla pista ciclabile che la rendono molto più stretta. E quali sono i modi in cui potete intervenire voi? Adesso in questa fase è difficile poter intervenire perché non è che abbiamo non è facile rimediare a questo tipo di errori progettuali. L'unica cosa che noi abbiamo indicato all'amministrazione che si può fare subito è mettere un cartello di fine pista non in corrispondenza della strettoia ma prima, cioè all'altezza di questo passaggio pedonale, in modo che il ciclista capisca che deve scendere dalla bici e se vuole proseguire in via Eraclea deve stare attento appunto a rispettare anche chi viene in senso contrario, e quantomeno questo diciamo è un palliativo per risolvere un problema che è un problema serio questo. Benissimo, allora attendiamo una risposta del comune per quanto riguarda via Bortolazzi. Grazie.